Buongiorno a tutti. Come sindaco in rappresentanza della città saluto il governatore Zaia, lo ringrazio per essere qui presente assieme a noi questa mattina. Siamo una città di confine all'interno della provincia di Venezia e che ha bisogno di una presenza sempre più forte della Regione Veneto. Io credo che dobbiamo, subito dopo le elezioni, riprendere il dialogo sugli assetti sanitari di questo territorio. C'è bisogno di una regione più presente su questo territorio, c'è bisogno che la regione si avvicini a questo territorio, non solo sui temi che stiamo affrontando oggi, ma su tutti i temi più importanti che questo territorio ha. Le difficoltà sono quotidiane nell'operare. Sì, grazie. Io farei il discorso anche al sindaco, ha detto praticamente che è felicissimo che sia qui e poi gli stava scappando anche una frase: dopo le elezioni parliamo di ospedali. No, mi scusi il sindaco se faccio la battuta, e quindi ringrazio veramente il sindaco per l'ospitalità e devo anche dire lo ringrazio a nome della regione per quello che poi riusciamo a fare nel territorio, perché comunque l'amministrazione comunale è parte integrante del progetto. Cioè, quindi oggi noi siamo, come si dice? Schermo lascia passare? No, a parte le battute, quindi anche il presidio di Jesolo e per tutto quello che riguarda un altro presidio importante di Jesolo fa, se non ricordo male, 6 milioni di presenze turistiche. E il Cavallino, il Bibbione, insomma le spiagge del Veneto, adesso non vorrei dimenticarne qualcuna, la Clea Caore, cioè, ogni volta poi mi scrive: sei dimenticato di... Mezzo d'anticipo, vai, sai che devo aspettare da pagarlo? Ti ho già pagato? No. Sì, Riccardo ci paga. Renzi la stai